La penultima giornata di regular season era una tappa importante per entrambe le squadre. Una vittoria per Bergamo poteva valere la matematica salvezza, mentre vincere per Chieri voleva dire continuare a sognare il quarto posto. Il successo arriva per le piemontesi, che si impongono al Palagnelli con il punteggio di 3-1 in un match molto tirato, in cui entrambe le squadre giocano con il cuore e con tanta voglia di portare a casa un risultato positivo. Il primo set parte equilibrato, ma intorno al punteggio di 10 il Reale Mutua Feneracchieri mette punti importanti di vantaggio che risulteranno decisivi a fine ripresa. Il secondo parziale è semplicemente spettacolare, con le squadre che si affrontano a viso aperto e danno vita ad un set da incorniciare. Il punteggio finale è di 31-29. Loda e Johnson si segnalano come autentiche trascinatrici delle aerobiche. Nel terzo set continua l'equilibrio, ma un nuovo passaggio a vuoto della squadra di Turino, intorno a metà set, complica le cose alle rossoblù, che non riescono a recuperare e cedono 25-20. Nell'ultimo parziale la sfida è sempre più avvincente, con la squadra di Bergamo trascinata da una straordinaria Johnson, mentre le bianco-blu rispondono con una super Grobelna. Chiude la ripresa ed il match Francesca Villani, con i 2 punti finali che gli valgono anche il titolo di MVP. La squadra di coach Bregoli tornerà nuovamente in campo mercoledì contro Delta Despar Trentino, mentre Bergamo giocherà sempre contro la squadra di Matteo Bertini giovedì 4 marzo. Venivamo da un periodo un po' difficile, dopo 3 sconfitte consecutive, era importante per noi più che la vittoria, che vabbè sicuramente fa piacere, cercavamo quella, ma anche ritrovare un po' di entusiasmo e di buon gioco. Devo dire che abbiamo sofferto, ma siamo usciti da momenti di difficoltà, soprattutto l'ultimo set che eravamo sotto di tanti punti. Questo sicuramente ci darà un sacco di sicurezze e quindi sono molto felice per questa vittoria.